Fermento in vista delle prossime elezioni a primo cittadino di Agrigento. Infatti da pochi giorni si è messa in moto la macchina elettorale del comitato che sostiene la candidatura a sindaco di Agrigento del dottor Franco Miccichè. Il primo atto è stata la costituzione della cabina di regia che deve aiutarlo a predisporre il programma elettorale che si è già riunito fissando i primi punti cardine del lavoro futuro. Dovrà ragionare insieme al dottore Miccichè su come sarà Agrigento nel 2025, una sorta di business plan dei prossimi 5 anni, fatto di crescita e sostenibilità, individuando le sfide ambientali, infrastrutturali ed economiche da percorrere per mettersi al passo con le città intelligenti del domani. Oggi bisogna pensare, secondo Miccichè, al futuro. Vogliamo costruire, che l'obiettivo è costruire la casa del futuro e non la casa delle promesse non mantenute. Per questo il titolo della sindacatura del dottore Miccichè è Agrigento 2025, con un programma che parte dal dramma della grave crisi demografica, con una città che non può e non deve diventare un ospizio per anziani, ma che deve pensare ai giovani, alle coppie, alle famiglie, ai loro redditi. Siamo stati predisposti dei tavoli tematici che serviranno a individuare il programma di Agrigento 20 e 25, che in questo modo partirà dal basso e che sarà arricchito nelle prossime settimane da quanti vorranno contribuire a stilare un programma dando un contributo fattivo di idee e di azioni. Questi al momento riguardano la digitalizzazione e la rifunzionalizzazione dell'apparato burocratico comunale, la mobilità intermodale, le infrastrutture, l'economia, il lavoro, la salute, la sicurezza, il turismo, le politiche sociali, l'ambiente e lo sport. E nel dibattito politico interviene anche il numero 1 di Fratelli d'Italia ad Agrigento, Lillo Pisano, che attualmente ricopre un posto di prestigio insieme al gabinetto dell'assessore regionale al turismo, che afferma come la formula migliore per sostenere la campagna elettorale per le prossime amministrative ad Agrigento non è da ricercare o da inventare. La migliore formula è già ben rodata e collaudata ed è quella del centrodestra unito, vincitore alle regionali in Sicilia nel 2017 e alle politiche del 2018. Così afferma il dirigente di Fratelli d'Italia, che aggiunge: bisogna bandire subito trasversalità e alchimie che i cittadini elettori non comprenderebbero, anzi respingerebbero sicuramente. La manifestazione appena trascorsa a Roma, a Piazza San Giovanni, rilancia la coalizione di centrodestra come formazione politica più apprezzata per coerenza e concretezza tra gli elettori. Allo stesso modo, afferma Pisano, bisogna affrontare l'appuntamento elettorale di Agrigento e non solo, riflettendo esattamente nella città di Agrigento la coalizione di centrodestra che sostiene il governo di Nello Musumeci alla regione, Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, diventerà bellissimo UDC, cambiamo moderati e più ampiamente le liste civiche espressione del territorio che si posizionano nel solco politico del centrodestra. Saranno sicuramente capaci insieme di proporre prima un programma amministrativo concreto, realizzabile, e poi le candidature che meglio rappresenteranno tale programma.